Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. 14enne violentata brutalmente durante la festa di Carnevale a Corleone, arrestato un 18enne ripreso mentre la conduce in un vicolo buio. Sarà il Ponte della Pace. Il ministro Salvini ieri a Messina alla manifestazione a sostegno dell'opera sullo Stretto, oltre 1000 i presenti tra associazioni e sindacati. In vendita da ieri i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale della regione per riportare a casa i fuorisede anche per le vacanze di Pasqua. Il governo impugna la legge sugli aiuti per il ciclone Harry, ma la regione rassicura contributi non a rischio. Intanto arrivano i primi ristori per i gestori dei lidi della playa di Catania. Attivisti in corteo contro il MUOS di Niscemi, la mobilitazione pacifista rilancia il tema della militarizzazione dell'isola e dei rischi legati alla guerra in Medio Oriente. Calcio, prima vittoria di Viali sulla panchina del Catania, rossazzurri sbancano Latina e blindano il secondo posto in classifica, decide un gol di Bruzzaniti. Sempre per il calcio, esame in trasferta per le altre due siciliane di Serie C, Siracusa di scena ad Altamura, Trapani impegnato a Foggia. Una brutta storia di violenza sessuale su una ragazzina, una minore di 14 anni, è successo a Corleone durante la festa di Carnevale dello scorso febbraio. Marco Gullà. La prima avvicinata, si sono conosciuti, poi l'ha condotta in una strada buia e ha abusato sessualmente di lei. Un 18enne di Corleone è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere violentato lo scorso febbraio una 14enne conosciuta durante una festa di Carnevale in paese. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura dei minori guidata da Claudia Caramanna. All'epoca dei fatti l'indagato aveva 17 anni. La ragazzina è stata condotta dal giovane in una strada buia isolata e sarebbe stata costretta a subire ripetuti atti di violenza sessuale e lesioni fisiche. In stato di shock è stata ricoverata in ospedale per alcuni giorni. Oltre all'analisi dei sistemi di videosorveglianza dell'area e alle audizioni dei testimoni, sono risultati determinanti gli accertamenti scientifici eseguiti da RIS dei carabinieri di Messina, i cui esiti, nel confermare i gravi abusi sessuali commessi dall'indagato, hanno anche evidenziato il ricorso a modalità particolarmente aggressive e degradanti per la vittima, ridotta nell'impossibilità di difendersi. Il ragazzo è stato portato all'Istituto Penale per i minorenni Malaspina di Palermo. E a proposito di violenza, e dopo le parole del Papa sulla misericordia anche per i sacerdoti colpevoli di abusi, il Coordinamento Famiglie pubblica una lettera aperta al Pontefice. Sentiamo in questo servizio di GER Italia la loro rabbia e il loro dolore. Caro Papa misericordioso, non si può parlare di misericordia senza giustizia. Inizia così con una presa di posizione netta la lettera aperta del Coordinamento Famiglie delle Vittime di Abusi, in risposta al messaggio di Papa Leone XIV inviato ai vescovi francesi. Nel testo, il Papa invitava a manifestare attenzione alle vittime, ma anche a non escludere dalla misericordia i sacerdoti colpevoli. Parole che, per chi ha denunciato abusi, riaprono una ferita mai chiusa. La lettera, firmata da madri e padri, parla di anni di silenzi e di una Chiesa che dopo le denunce ha abbandonato le famiglie, un'accusa pesante che si inserisce in una lunga scia di casi emersi negli ultimi decenni. Tra i nomi citati quello di Don Giuseppe Rugolo, ex sacerdote già condannato per violenza sessuale. A firmare la lettera infatti c'è anche Rita, la mamma di Antonio, vittima di Rugolo, che in questi anni ha accompagnato il figlio nella lunga battaglia giudiziaria. Le parole di Papa Leone XIV per l'ennesima volta riaprono le ferite ai ragazzini che sono stati abusati e alle famiglie. Pensavamo che con l'elezione del nuovo Papa la Chiesa cambiasse rotta, invece è dai tempi di Ratzinger, se non prima, che gli abusi dei preti pedofili vengono coperti e insabbiati. Chiedere misericordia per persone che commettono crimini orribili nei confronti di anime innocenti non si può tollerare. Secondo il coordinamento, l'appello di Papa Leone è solo la punta di un sistema che per anni avrebbe gestito i casi al suo interno, evitando l'esposizione pubblica. Nel mirino non solo i singoli responsabili, ma anche la gestione delle denunce e il sostegno alle vittime, ritenuto insufficiente. Una distanza che resta profonda. Da una parte il richiamo alla misericordia, dall'altra la richiesta di giustizia concreta. È una domanda che ancora oggi resta senza risposta.
A Messina adesso, dove ieri si è tenuta una manifestazione a favore del ponte sullo Stretto, sul palco il ministro Salvini e Schifani. Sentiamo Triolo. Mi piacerebbe che poi a lavori ultimati fosse chiamato Ponte della Pace. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha già trovato il nome per il ponte sullo Stretto, che dovrà essere un segnale di speranza e sviluppo. La manifestazione di Messina, oltre 1 migliaio in piazza, è un messaggio chiaro a chi l'opera non la vuole, a chi pensa sia un regalo alla mafia e al malaffare. Sul palco di Piazza Unione Europea, imprenditori e sindacalisti, associazioni, anche il presidente della regione Schifani, che si è definito alleato di ferro di Salvini per le opere in Sicilia. C'era anche Enzo Bianco, l'ex sindaco di Catania, che rappresenta la testimonianza che c'è anche nell'opposizione chi il ponte lo vuole, ma l'attenzione era tutta per Salvini. Una ventina di minuti il suo intervento, in cui ha fatto riferimento anche alla fuga dei siciliani, alla prospettiva che con l'opera tanti giovani torneranno. Io ricordo a quelli che dicono che prima del ponte bisogna fare tutto il resto, che noi oggi pomeriggio abbiamo tra Sicilia e Calabria, fra Palermo, Catania, Messina, 106, acqua, case, ferrovie, 50 miliardi di cantieri aperti. Quindi si può fare sia tutto il resto che il ponte. Il ponte è ovvio che porta lavoro. E poi c'è l'avvio dei cantieri e l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a spingersi dicendo che i cantieri apriranno nell'ultimo trimestre dell'anno. Noi contiamo di poter completare l'iter procedurale approvativo entro settembre, il che vuol dire nell'ultimo trimestre le prime attività sul territorio. E negli stessi momenti sono scesi in campo anche gli storici oppositori del ponte. Non hanno organizzato una contromanifestazione, ma hanno messo a disposizione dei cittadini mappe, documenti e foto per documentare le difficoltà che 20 cantieri dell'imponente struttura porterebbero alla città di Messina. E adesso parliamo del ritorno degli studenti per la Pasqua, i biglietti online disponibili da ieri per il Sicilia Express, il treno speciale della regione per riportare i fuorisede a casa. Orazio Longo. Il lungo viaggio dei fuorisede per ritornare a casa durante le vacanze senza pagare cifre esorbitanti. È stato attivato il circuito online per la vendita dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con Ferrovie dello Stato, treni turistici italiani. Poco più di 500 i viaggiatori che potranno partire il 2 aprile da Torino Portanuova o dalle altre stazioni successive di sola salita come Milano Lambrate, Parma, Modena, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina e Salerno, per raggiungere Siracusa e Palermo attraverso Messina e Catania. Il ritorno è previsto per il 7 aprile, prezzi a partire da €29,90 a seconda della tipologia dei posti. 22 ore sulla carta la durata del viaggio per chi parte da Torino. A bordo previsti momenti di intrattenimento con esperienze culturali e gastronomiche. Per tanti siciliani un'opportunità in più per tornare a casa per le feste, commenta il presidente della regione Schifani, per una iniziativa che si ripete dopo Natale. Un treno speciale pensato per quanti avrebbero dovuto rinunciare al viaggio per la indisponibilità di posti sugli altri vettori o perché i prezzi erano troppo alti. Qualche critica degli utenti per un'apertura ritenuta tardiva dei canali di vendita dei biglietti il 28 marzo per una partenza fissata al 2 aprile. Per l'acquisto è possibile andare sul sito siciliaexpress.eu e sul sito delle Ferrovie dello Stato Treni Turistici Italiani. Contatti presso info@siciliaexpress.eu. Il governo durante il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale che stanzia i fondi per il ciclone Harry. Vediamo dunque allora cosa succede adesso con Maglio Viola. Solo un'impugnativa tecnica dovuta ad un errore nella formulazione della legge regionale siciliana, ma i contributi erogati e quelli in fase di erogazione ai danneggiati dal ciclone Harry non sono a rischio. Arrivano rassicurazioni da Palazzo d'Orleans dopo che ieri sera il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale che eroga oltre 40 milioni di aiuti e dispone la sospensione del pagamento dei canoni demaniali. Secondo l'impugnativa, la legge approvata dall'ARS avrebbe al suo interno 2 errori giuridici che rendono i contributi non erogabili. Il primo riguarderebbe l'esenzione dal DURC, ovvero il documento unico di regolarità contributiva. Attualmente le imprese ricevono i ristori senza dover dimostrare di essere in regola con tasse e contributi. La seconda sarebbe l'esenzione dal pagamento del canone demaniale per i concessionari dei lidi. Molti di questi contributi sono già stati erogati, mentre di recente il bando è stato riaperto per erogarne altri. Inevitabile la preoccupazione dei beneficiari che temono di dover restituire somme già spese di fatto. Ma da Palazzo d'Orleans arrivano immediate rassicurazioni.
motivazioni. L'impugnativa è soltanto tecnica e non viene dal Ministero dell'Economia. Il rilievo è stato formulato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle proprie competenze in materia previdenziale e di tutela della concorrenza, ma lo stesso Ministero, a seguito di interlocuzione con Palazzo d'Orleans, si è comunque impegnato a inserire nel decreto legge aiuti, attualmente in fase di conversione in Parlamento, una specifica deroga sul DURC, salando dunque tutte le posizioni. La competenza di questa deroga infatti è in capo allo Stato e non può farlo la Regione. La deroga stessa riguarderà tutte le regioni maggiormente colpite dagli eventi calamitosi, quindi non solo la Sicilia ma anche Calabria e Sardegna. Intanto alla playa di Catania, colpita come tanti altri tratti di costa dal ciclone Harry, si lavora per garantire la stagione balneare. Sentiamo Tonino De Mana. Dove la trascorrerà la stagione estiva? Playa, rigorosamente playa. Questa signora è più che convinta, trascorrerà la sua estate alla playa. Le ferite del ciclone Harry si stanno rimarginando e la voglia d'estate spazza ogni tipo di incertezza, con l'aumento dei carburanti e i venti di guerra in Medio Oriente che potrebbero essere fedeli alleati. In molti punteranno sul Mare Nostrum e poco importa se all'orizzonte sono previsti aumenti dai 50 ai 100 euro per abbonamento stagionale alle cabine. Rincari fisiologici per i balneari legati agli aggiornamenti Istat è un altro aspetto, come spiega il presidente del SIB Ragusa. Il fatto che quest'anno la stagione balneare sarà un po' più lunga di quella dell'anno precedente. Si lavora senza sosta alla playa e i primi ristori sono serviti per fare ripartire la macchina organizzativa, anche se nelle ultime ore il Consiglio dei Ministri aveva rimesso tutto in discussione impugnando la legge regionale sui ristori. La Regione ci ha rassicurati sul fatto che probabilmente verrà superato dal governo stesso questo aspetto. Voi come azienda quanto avete ricevuto e cosa avete fatto? Tutte le aziende hanno ricevuto una cifra di circa 19.200 euro e con questo denaro siamo riusciti a comprare i materiali e siamo riusciti a partire con i lavori. Ricostruite le cabine, si lavora sulle pedane in legno per l'accesso al mare che adesso fa decisamente meno paura. Dalle ceneri Catania è sempre risorta, così anche la sua spiaggia torna ad essere dorata e adorata. Minaccia la madre e la sorella con una mazza da baseball per avere i soldi e comprarsi la droga. La polizia ha arrestato un trentenne catanese con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dopo la segnalazione delle donne che si erano rifugiate in auto, gli agenti sono intervenuti trovando l'uomo che era ai domiciliari seduto sul divano di casa con la mazza da baseball ancora in mano. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo con la protesta pacifista contro il no mus. Tra poco. A Niscemi ieri la protesta del movimento No MUOS. I pacifisti chiedono la smilitarizzazione dell'isola denunciando rischi per la sicurezza. Gerry Italia. Poco più di un centinaio di attivisti tra il movimento No MUOS e altre sigle pacifiste siciliane ha sfidato il maltempo per sfilare in corteo a Niscemi. Un presidio determinato tra striscioni e slogan contro la guerra e contro le basi militari presenti nell'isola. Secondo i manifestanti, la presenza di infrastrutture militari strategiche spesso installate senza il consenso delle comunità locali trasformerebbe automaticamente il territorio in un potenziale bersaglio nei conflitti internazionali, una condizione che, denunciano, metterebbe a rischio la sicurezza dei cittadini. Vogliamo la smilitarizzazione della Sicilia, quindi lottiamo contro tutte le installazioni militari che ci sono in Sicilia, anche perché queste basi mettono in prima linea la Sicilia. La Sicilia diventa un obiettivo militare di grande importanza. Al centro della protesta la base militare statunitense MUOS incontrata a Ulmo. Per il movimento No MUOS si tratta di un nodo politico e democratico, installazioni strategiche che operano sul territorio italiano con effetti diretti sugli equilibri internazionali. Gli Stati Uniti fanno la guerra da casa nostra, accusano gli attivisti. Noi vogliamo sostenere una nuova resistenza popolare che parte dalla denuncia del ruolo che ha il MUOS e la militarizzazione della Sicilia, però affinché non ci si ripetano più queste tragedie. Il corteo è partito da via Carlo Marx e ha attraversato le strade della città fino alla piazza centrale. Qui l'appello finale: fermare la militarizzazione e restituire territori alla sovranità delle comunità locali. Alla mobilitazione hanno aderito associazioni, reti sociali e gruppi pacifisti provenienti da diverse parti della Sicilia. Un segnale che, nonostante i numeri contenuti, rilancia il dibattito sul ruolo dell'isola nello scenario geopolitico del Mediterraneo. E
parliamo adesso di cinema indipendente con un thriller ambientato in una Sicilia segnata da dinamiche criminali radicati e difficili da scardinare. A girarlo un giovane regista di Erice. Sentiamo il servizio di Eva Spampinato. Santozzi? No. Gabriele è un agente sotto copertura deciso a smantellare l'impero criminale di Salvatore Russo, detto il serpente, spietato boss che domina il territorio siciliano attraverso traffici illeciti e pizzo. Da oggi in poi sei Marco Rinaldi. Gabriele è l'infiltrato, nome del nuovo thriller del giovane regista siciliano Fabio Vario. Attraverso appunto la sua storia ho voluto fotografare uno spaccato realistico di una realtà complessa. Girato tra Bonagia, Custonaci e Valderice con un cast quasi del tutto siciliano, il film indipendente porta sullo schermo suspense, inganno e giustizia, affrontando temi attuali come lo spaccio giovanile e le pressioni dei sistemi corrotti. Infiltrato appunto volevo mostrare non solo il lato oscuro di queste dinamiche, ma anche il coraggio e la determinazione di chi decide di opporsi o resistere, di lottare per la giustizia. Dopo il debutto al Cinema Golden di Marsala, il film arriva al Cinema Royal di Trapani, con proiezioni anche stasera e domani alle 21. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva per raccontarvi fra l'altro la vittoria del Catania a Latina. Siamo al calcio, il Catania vince a Latina, come era successo con il Casarano, decisivo Bruzzaniti. Sentiamo Marco Carli. Qualche progresso per il Catania di Viali che al secondo tentativo centra la prima vittoria in campionato. Secondo posto blindato, complice la pesante sconfitta della Salernitana. Per quanto riguarda la prestazione, come era successo con il Casarano, meglio il secondo tempo. Nel primo, dopo un buon avvio, il Catania subisce gli avversari e rischia. A farsi vedere per primo Bruzzaniti, Mastrantonio è bravo sulla punizione dell'ex Pineto. Il gioco è spezzettato, il Catania abbassa il ritmo e viene fuori in Latina. Pellitteri pesca Porro, l'esterno si presenta davanti a Dini, alza il pallone che finisce fuori. In questa fase sembra il remake del primo tempo col Casarano, Catania che costruisce poco davanti e rischia dietro, tanto è vero che Dini deve compiere un grande intervento su un colpo di testa di Parigi. Viali ha bisogno di maggiore incisività in attacco, in avvio di ripresa inserisce Caturano, unica punta di ruolo a disposizione al posto di Jimenez. Entra anche Carnielutti che rileva Ierardi, il Catania costruisce la prima opportunità. Di Noia favorisce la conclusione dal limite di Ditacchio che simila di poco fuori. Catania in questa fase padrone del campo, diventa protagonista ancora Bruzzaniti che raccoglie una sventagliata di Miceli, si accentra, conclude di destro e trova una deviazione che inganna Mastrantonio, secondo gol in 2 partite per l'ex Pineto. Non manca il brivido finale, Silla di testa non riesce a deviare in rete, un cross di Fasan. Il Catania porta a casa i 3 punti che voleva e allunga su una delle inseguitrici. Automatismi ancora non totalmente acquisiti, qualche occasione di troppo concessa agli avversari, ma nel percorso che porta ai playoff questa è una vittoria che pesa. E sentiamo il commento del tecnico. I primi 20 minuti abbiamo mosso palla come volevamo, magari non riempivamo bene gli ultimi 30 metri, ma quello è un pochino per caratteristica, un pochino anche perché ci stiamo lavorando da poco. E poi invece al primo episodio magari complicato, sono cominciate troppe mischie, troppi calci piazzati, si è abbassato il ritmo della gara e noi dobbiamo essere bravi a cambiare questa inerzia, invece abbiamo accettato questo tipo di partita, quindi ritmo basso, molte mischie, partita sporca che chiaramente va più a vantaggio del Latina che a vantaggio nostro, quindi facciamo gli ultimi secondi, la seconda parte del primo tempo in maniera assolutamente non positiva, ma anche nella comunicazione non verbale, cioè con le posture si notava che la stessimo subendo. Questo non deve succedere mai, perché dentro le partite le difficoltà esistono, bisogna conviverci cercando di limitare l'avversario in quel momento e di tornare a esaltare le nostre qualità. Poi nella ripresa è venuta la partita che assolutamente volevamo, abbiamo giocato praticamente a una metà campo, creando tanto e facendo tante cose buone. Esami di trasferta oggi per le altre 2 siciliane di Serie C, il Siracusa gioca ad Altamura e il Trapani a Foggia. Sergio Colosi.
In linea d'aria sono quasi 110 km. Sull'asse pugliese Altamura-Foggia, Siracusa e Trapani si giocano buona parte delle speranze di salvezza. Sfide cruciali, forse decisive, che impegnano le ultime 3 dell'attuale classifica e una ancora in corsa per i play-off. In campo team Altamura-Siracusa e Foggia-Trapani, partite in cui il pareggio conta poco. Senza l'infortunato Arditi, la squadra di Turati, dopo il Picerno, insegue la seconda vittoria consecutiva, la quarta in 6 giornate. 22 convocati, assenti anche Bonucci, Di Gesù, Falla, Gudelevicius e Monreale. In attacco Staffetta, Sbaffo, Contini. Torna Riccardi che ha scontato la giornata di squalifica. Altamura privo di Curce all'ultima chiamata per la zona play-off. Foggia-Trapani è un'altra finalissima. Granata allo Zaccheria per vincere e poi attendere l'esito dell'udienza di martedì. Tra i pugliesi senza vittorie da 2 mesi e mezzo, assente il capitano Garofalo. Aronica si affida a un 4-2-3-1 altamente offensivo. C'è un'ultima notizia che riguarda il calcio a 5, un altro traguardo importante per la Meta Catania, campione d'Italia. I rossazzurri hanno raggiunto la finale di Coppa Italia sconfiggendo per 3-1 Roma. E Tennei in avanti con Turmena, poi ci pensano Musumec e Pod, oltre a Tim che con le sue parate blinda il risultato. L'ultimo atto della manifestazione si giocherà oggi contro Eboli. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona domenica.